Stessa poesia. Per anni ha amalgamato gli ingredienti dei piatti della tradizione, esaltando profumi e sapori. Da qualche anno a questa parte, complice l'agognata pensione, si muove tra prosa e poesia, tra traduzioni di romanzi, come quelli della sua concittadina illustre, Grazia Deledda, dall'italiano al sardo nuorese, una lingua che ama e che continua a studiare, scoprendo anche termini particolari, tipici di questa variante. Dalla cucina tra spezie, verdure e carni, alle metafore, alle analogie, agli ossimori. Insomma, si va dove porta il cuore e di conseguenza la poesia. È veramente la poesia che incontra me, perché almeno è quello che dico sempre, che il poeta non nasce così cercando la poesia. È la poesia praticamente che nasce, che è nata prima del poeta, ed è la poesia che cerca il poeta. Scrittore prolifico, capace di realizzare una quindicina di volumi, Gianni Manca si coccola la sua ultima fatica. Quaderno di versi controverso è la sua ultima opera, ancora una volta dedicata alla sua prima e mai sopita passione, appunto la poesia. Affronto tutti i temi possibili e immaginabili della vita moderna. La poesia d'amore c'è e ma è marginale sempre, considerando che io ho una certa età. E si parla sempre di emozioni, di cose praticamente che percepisci anche guardando la gente. E te sa poesia, su dolore, sa gioia, su trabaglio.